Allora, oggi cosa stiamo facendo di bello? Qui è il complesso fortificato del Monte Cumieli, attrezzato ai primi del Novecento con un forte chiamato Forte di Monte Ercole. Questo qua su, questo qua su, adesso vedo. Costruito nel 1904, si salvarono per miracolo perché arrivarono di lì a poco gli austro-ungarici. 4 cannoniere di 449 G, poi più in su c'erano 2 cannoniere con 2 cannoni da 87 B e poi c'erano quelli in alto alla sella di Sant'Agnese, che dopo andiamo a vedere. Allora, questo qui è il forte del Monte Ercole, costruito da parte del genio militare a partire dal 1904, andare a diciamo fortificare tutte quante la linea che attraversa il tagliamento in caso di necessità di difesa. Come altre opere, questo qua si guardava col Monte Festa, è servito fino a un certo punto. Nel 1917, poco dopo la lotta di Caporetto, questo forte fu abbandonato il 29 di ottobre con 2 giorni di ritardo a causa di una sovrapposizione di ordini da parte dello Stato Maggiore. Non fece tempo a difendere le truppe italiane in ritirata da Caporetto verso il tagliamento. Questi sono i fronti di gola, si vedono soprattutto sui forti degli altipiani. Questa è la zona esterna con le casermette, la zona fortificata è qua sopra, questi qua sono punti dove evidentemente qua dentro si andava per andare a rifornire in alto, portavano le bombe. Quella cupola blindata, quella lì è blindata, vedi? Feritoie. Forte Hensel, questo qui primariamente era stato costruito per le guerre napoleoniche, poi è stato riadattato dagli austro-ungarici e sopra Malborghetto. È stato battuto con i pezzi da 305 che stavano in Valdogna. Questo sta in alto, in alto, in alto, sopra Malborghetto. Poi ci sono quelli, guarda, Montenero, Forte Herman. Questi qua sono tutti da visitare. No Casilbit. Questo qua è l'unico in Europa che mantiene le cupole integre, perché dopo furono tutte quante rimossi durante il fascismo, perché c'era bisogno di ferro per il cannone. Questo sta a Colico, sopra Como, quando era in Svizzera. Questa qua è una panoramica su tutti quanti i sistemi di fortificazione che furono utilizzati a partire dal 500. Che c'è lo Chaberton, questo qua è 3150 metri, 3135. Venne utilizzato durante la seconda guerra mondiale. Questo qui è il forte di Monte Tudaio che si trova in Cadore, sopra a Cimagonia, 2000 e qualcosa metri di quota. Era un forte attrezzato con 4 cannoni da 149, è stato in disuso per tanti anni, adesso hanno trasformato una porzione in rifugio bivacco. Questo qui l'abbiamo visitato a Milciano. Sì. Questo qua è il famoso ippopotamo. Questo qua si trova nel gruppo dell'Adamello, nella Cresta Croce, vicino al Dosson di Genova, no? Sopra alla zona del rifugio ai caduti. Era puntato verso oriente nella sacca che veniva mantenuta in presidio da parte degli austro-ungarici e che scendeva fino al lago di Garda. Questo qui sparava da 3276 metri di quota. Questa qua è la batteria di Osoppo che sta qua sopra al monte di Osoppo. E questo è il Monte Ercole, quello che fa Cernosi. Con 4 cannoni da 149 G. Adesso andiamo a vederlo. Andiamo. Oh, abbiamo un visitatore bianco che ci stava guardando. Che sia il guardiano del castello. Questo è l'appostamento corazzato. Questo era l'appostamento corazzato. Sì, all'entrata del forte. Ci volevano le sentapiedi, oppure ci volevano le sfarzolose. È un altro caposaldo blindato questo qua, vedi? Fantastico. Quanta fortificare, vedi queste piccole qua. Gigi, il forte, scusa. Quello lì davanti, isolato, è il forte di Osoppo. Quelle lì sono le acciaierie della Pittini, vedi? Quello che dicevo prima è il monte Brancot, altra linea anche là. Questo è il monte San Simeone, no? Di dietro qua c'è la batteria del Monte Festa, non la si vede perché è sul rovescio, no?
Questa è un'altra postazione, quindi vedi che si vedevano tutti quanti, era una linea ben definita. Dovrebbero essere qua i posti dove c'erano le cupole dei cannoni. Adesso andiamo a vedere. Perché facciamo una foto? Però vedi qua c'è il contrafforte, no? Sono sopra uno dei semicerchi dei cannoni. Esatto. Però E si nota a malapena adesso. Là forse si vede meglio. Questo si può fare anche in mountain bike. Ci sono più sentieri. Noi siamo partiti da giù lì, Dall'Aser. Abbiamo fatto il giro lì dietro, Da forestale abbiamo fatto in dietro salita. quella montagna lì dove c'è l'antenna, di là. C'è la salita che arriva fino su, abbiamo fatto il giro dietro qua. Voi avete le cross country per cui la difficoltà non è eccessiva. Dopo, A parte la salita, la discesa. La salita è bella un minimo- godibile. Abbiamo sponsor inventati, quindi. Bello, ma non ti dico io che ho sponsor delle galline. Esatto. Praticamente dalla sera di Sant'Agnese Eh. c'è una tabella che dà Anello Lago Minisini. E vieni su per la forestale che arrivi dalle antenne e scendi in questa frontale. Noi invece siamo andati dritti per dietro verso i Rivoli Bianchi. E dai Rivoli Scendi Bianchi, sui Rivoli anziché Bianchi. scendere per la ciclabile, c'è un sentierino che si vede che torna su qua e poi si rientra a Sant'Agnese. Bene, vi ringrazio che i miei amici adesso mi abbandonano perché mi... la parte, il cuore del forte questo qua. Vuoi andare anche tu con loro? Guarda che opera. Sai cosa ci vuole per fare all'inizio del Novecento un'opera del genere? Sembra un altro naturale. Fabio, dimmi dov'è le chiavi della macchina. Ecco, adesso arrotati, Ecco, adesso fai finta di cadere giù. metti giù il coso nel nido del chiurlo e prima di fare la strada tagliamolo di qua, no? No, c'è un punto di vedetta forse qua, sai, perché vedi, l'hanno scavata lì. Poi ho fatto più o meno là. Anticlinale o sinclinale? Questo Credo sia, boh, non so, penso anti. vedi che la faglia Sì, è così, ha subito la spinta da là e si è alzata su così. Sì, infatti si vedono Esatto. a Valzemola, dietro c'è la montagna che ha le faglie, vedi che scorrono così e dopo piano piano vanno su, curvano di quasi 90 gradi e vanno su dritte. Sovrascorrimento. Allora, questa zona è stata creata dal ghiacciaio Tilaventino.
zona alluvionale, questi ammassi morenici, cumieli. Allora noi dove andiamo adesso? Andiamo alla sella di Sant'Agnese e Cittadinanza. Sella di Sant'Agnese, per cui di qua. Punto panoramico, Cresta Cagne. Questo è un appostamento, quindi vuol dire che qua c'era un presidio, o ci sarebbe stato in caso di 700 metri di... Questa sembra più una cavità naturale però, che è stata poi anche scavata, vedo. Bella lunga. Continua parecchio, però io ho perso gli altri, allora mi tocca tornare indietro perché non so dove sono andati, non li vedo. Fondalici che si è svolta proprio sopra Andreis.